Intre su segundu e su primo secolo ananti de Cristu, i romanos iant occupau is costeras de sa Sardigna, i zonas in Campura e i Mogurus. Mancai vessant una grande potenzia militari, però, non fuant arrennescius a entrare in su goro montagninu de s'isula. Po cussa regioni zerriant Romania i zonas chi fuant arrennescius a conquistai e Barbaria i zonas de monti, poita po issus fuant populatas de barbarus. In sa cartina podei biri eni custa tua zonas. Nosu scieus ca in s'internu de sa Sardigna dui biviant medas populazionis, po esempio i Galilensi, i Nurrensi, i Celisitani e atrus, mancai gustus siant in nomini romanus, no in nominis chisus e totus ionanta. A portas, i romanus moviant contra se cussas populazionis, arrennesciant a catturare i sardus e dus vendiant comente i sciaus. Atra portas fuant i sardu dei montis andi calai, po fai bardanas e furas. Po tempu meda, custas populazionis iant allogaus usanzias ansoro, sa lingua e sa religioni. A bellu però si fuant misturaus con is populus de is Campuras e a s'accabu iant arricciu vinzas de sa cultura romana. In d'unu fueddu iant incumenzau sa romanizzazione de sa Sardigna. Ma ita olinnarri? Ca in is 7 seculus de dominio de Roma sa vida dei sardus fuat mudada in ogni aspettu, sa lingua, is costumanzias, i leisi, su modo de pensai, sa religioni, tutta bellu fuat mudendi po sempre. Ma commenti fuat sussediu? Innanti de tottu, appustis deis Fenicius e deis Cartaginesus, i romanos puru iant fundau zittadis in Sardigna e iant ammanniau cussas chi ci fuant giai. Carales teniat 20.000 abitantis. De inguni si moviant 4 mannas chi truessant totu s'isula e su portu cosa sua fuat uno dei prunnodius de su Mediterraneo occidentali. Centrus de importu fuant Turris Libisonis, chi oi esti Porto Torres, Uselis, chi esti Usellus, Tarros e Olbia, su portu sardu prus acanta de Roma. Totu custas fuant zittadis populadas e arriccas de commerciu. Custa è Tarros, in sa penisola de Sosinis, acanta de Aristanis, chi, po sa posizione strategica sua, si podia permittere dus portus. In zittadis du fuant anfiteatrus e is teatrus po is spettaculus, is temprus, is termas po su pasiu e po sa saludi dei zittadinus. Castiai cust'immagini. Funt is termas de Forum Traiani, oi Fordongianus, zittadi fundata dei romanus ororu de sa Riu d'Irsu, logu de acqua termali, callenti e curadora, ma vinzese logu de mesania intre Romania e Barbaria, e po cussu sedi de truppas romanas prontas a controllai is populus de s'internu. Custu esti su teatru de Nora, chi s'est allogau eni vinzas a oi e chi scoviat cantu sa cultura vessat importanti po i zittadi romanas de Sardigna, e custu esti su mosaicu de una grandu villa imperiali, chi ammostat sa presenzia in Sardigna de artigianus espertus e nodius. Ogni zittadi teniat finze su foru, chi fuat su logu anca si faiant scommerzius. Dui fuant i villas dei nobilis e i vicinaus de su popolo, in cui viviant straballadoris prus populus. In su sartu invecias dui fuant i latifundus, propriedadi mannas che apparteniant ai nobili romanus e chi produsiant a ricchesa, prus che tottu cu su traballu dei sciaus. Isi sciaus e tottu de pianta treballai in minieras e fai tottu is treballus prugrais. A pagotretto de sa zittadi, prosche totto rore vias, dui fuat sa necropoli, una spezia de campusanto, in cui stumbas fuant sgavadas al su terreno e imbottiadas a teula, oppuru sgavadas an sa rocca. Custa est una tomba nodia in Casteddu, dinant a Grotta della Vipera. Fuat sa tomba de una femina nobili chi dinarant Attilia, e duas piparas isculpias an su fronti podiant rappresentai unu sinnu de rinascita. In mesu de is cosas, chi po i romanus fuant prus importantis dui fuant sa costruzione dei vias. In Sardigna, commente in is atras terras conquistadas, i vias serviant po comunicai e po favoressi su commerciu, sia da po scopo militari,
poi vai passare i soldaus, che controllano il suo territorio, e fin se posi spostare con l'estresa, per esempio quando de pianta mai una ribellia popolare. I via romana attraversanta sa Sardigna a parte a intro e a longo dei costeras, de Garales a Turris Libisonis e a Olbia, prazendosi a livello de Forum Traiani, in paesi de sa barbaria. Custa viasa fuant aici eni fattas, chi da sumperaus ancora in dia de oi. Sa statale 131, che anda da De Casteddo a Tattari, per esempio, esti stette fatta un pezzo de sa ia romana. In custa ia de Darros si podi virieni su canali sutte stellas e noi passantes acqua bruttas, uno sistema che assimila a meda ai gusto moderno. Si podi narri che i romanos vessant proprio bravos su ingegneria, conosceus i pontis in soro, chi truessant a Rio Mannus e Piticus, e is acquedottos, chi passant acqua ona ai cittadisi. In questa foto potete vedere un esempio de ponti romano cu su de Ozieri e in quest'altra sa chisterra de s'acquedotto romano de Olbia, manna prusu de cussa modernas. E is attivitades economicas, come ti vuant risulta de Roma? De paesi sciri, che in custos tempos sa Sardigna fu anomenata su granali de Roma, produsia ed esportata in continente una quantità di trigo che podia abbastare per 250.000 persone a s'anno. Si produsia fin se su srammentu, si endiantas produttus de sa pastoria, come sa lana, sa pelli, sa pezza e is produttus de su latti. Si commercia da su sali e si produsia da sortico. De minieras si indiocada pratta, prumu, ferru e arramini. Castiai questo mosaico che s'agatta dal suo porto antico de Ostia accanto de Roma, narrata che cussa fuat sa sede dei mercantis de Garales e ammostrata che in questo tempo sa città fuat aici attiva e i sardos fuant aici abilis in su commercio che in su porto de Ostia duiat un spazio dedicato a issos. Custa prenda traballata invece rappresenta sa finesa de s'artigianau sardu in epoca romana. Tutto custas attivitades economicas, plus che tutto sa crescita de s'agricoltura, iant fatto crescere sa popolazione e sa ricchesa. In Sardigna c'ia sempre più gente, i viddas e i cittadis fuant ammagnendi. E sa lingua? I sardos in su tempo de sa dominazione romana fu tanto una lingua misturata intre pre-nuragico, nuragico e punico. Sa presenza cartaginesa ia mudau aici meda sa lingua che in su tempo de Roma imperiali si chistionat ancora su punicu. Ma esti sul latino dei romanos che ad mudai po sempre sa lingua nostra. Difattisi, su sardu est una de lingua romanzas o neolatinas, est a narri chi si funti sviluppadas de su latino.